5, 4, 3. Buonasera amici di Calcio Napoli 24, benvenuti dall'esterno dell'Air Palace Hotel di Torino, dove a brevissimo arriverà la SSC Napoli di Antonio Conte, che domani alle ore 15 giocherà contro il Torino. Chi vi parla è Marco Lombardi. Come vedete siamo all'esterno dell'Hotel Air Palace di Leni, c'è meno gente rispetto alla folla che c'era all'arrivo del Napoli prima di Juventus Napoli, però ovviamente il freddo, che è molto molto importante questa sera, la fa da padrona. Ringrazio Vittorio Bernardo alla telecamera e vado subito a parlare con qualche tifoso. Magari vuoi venire tu a dire qualche battuta? No, tu no, niente, però c'è qualcun altro tipo Daniele che sicuramente vuole dire la sua. Innanzitutto buonasera. Ci ritroviamo qui all'esterno dell'Air Palace di Leni, dove a brevissimo arriverà il Napoli. Sensazioni per domani? Speriamo che, secondo me, vince il Napoli domani. Quanto? 3-0. 3-0. E credi che la gara di domani sia un po' uno spartiacque per la stagione, perché poi ci sono anche Fiorentina-Inter e Roma-Atalanta? Sì, secondo me se vinciamo domani possiamo allungare la classifica. L'uomo partita per domani chi può essere? Secondo me se gioca Neres, che potrebbe essere infatti uno dei titolari. A chi urleresti l'elogio più grande adesso che vedrai i giocatori arrivare? Scott McTominay, che tra l'altro proprio a Juve Napoli, l'ultima volta che l'hai visto qua da vicino, diciamo è nato in questa posizione di quasi attaccante, mezzala, sì. Esatto. Mezzala che poi va si vicino a Lukaku, come Hamsik faceva. Daniele, grazie, quindi 3-0, 0-3. 0-3, sì. Speriamo, grazie. Speriamo. Grazie a te. Grazie. Intanto vorrei chiedere anche a qualche altro tifoso, posso disturbarti? Come ti chiami? Massimo. Siamo in diretta qui su Calcio Napoli 24 per l'arrivo del Napoli a Torino, ricordiamolo. Massimo, domani innanzitutto sei fiducioso contro la squadra di Manoli? L'anno scorso non abbiamo vinto, quest'anno dobbiamo vincere, dai. L'anno scorso è andata abbastanza male. Era un'altra annata, quest'anno ci tocca vincere per non perdere la testa della classifica. Poi ci sono Fiorentina-Inter, Atalanta-Roma contemporaneamente, subito dopo di noi, quindi obiettivo vittoria per forza. Come 2 anni fa in maniera larga quello 0-4 magnifico, o basta anche lo 0-1? Basta anche lo 0-1, poi basta portare a casa i 3 punti. Anche perché tra l'altro proprio in quel 7 gennaio scorso in Torino-Napoli c'era Conte in tribuna, ti ricorderai, è lì che forse un po' è nato il nuovo Napoli. Forse si è innamorato del Napoli e ha deciso di venire a allenare il Napoli, e finalmente adesso abbiamo un grandissimo allenatore. A chi darai l'urlo di gioia più grande adesso che arriveranno gli azzurri? Quale giocatore? A Lukaku, perché c'è mio figlio Diego che non vedo l'ora di vedere Lukaku. Diego, un nome a caso ovviamente. Non a caso. Diego, quanto finisce domani Torino-Napoli? 1-0. Per il Napoli. Giusto? Sì. Ok, grazie Diego, grazie anche a Massimo, buona serata. Posso disturbare Salvatore Faggiani delle pizzerie da Pecchia? Buonasera. Ciao. Ci ritroviamo qui come ogni... Come sempre, prima a piglia freddi sempre, noi non ci manchiamo mai. Esatto, infatti c'è un po' di gente in meno, però sono giustificate che fa un freddo. Fa un freddo veramente forte qua a Torino. Domani si ritorna al Grande Torino dopo il 3-0 dell'anno del gennaio scorso. Non un bellissimo ricordo, però domani è un'altra storia, un'altra squadra, un'altra mentalità. Poi il risultato può succedere qualsiasi cosa, però ci sono buoni presupposti per un risultato diverso. Ci vediamo qui prima di Juve-Napoli, ti immaginavi gli azzurri ancora in testa alla classifica? Ma sì, no, posso dire che hanno avuto un gioco fluido, continuo, e comunque si vede che è un'altra squadra. Caratterialmente il mister ci ha messo la sua mano. Mister che torna qui a Torino, tra l'altro anche Buongiorno torna a Torino nella sua Torino, chissà se resterà poi in città sfruttando il giorno libero di lunedì. Capiremo, anche qui a tutta la sua famiglia, la sorella Francesca, la mamma Roberta e il padre. Sì, lui è un bravissimo ragazzo, solo che non c'è la coppa sto weekend, in settimana. Forse molto probabilmente, secondo me, il giorno di riposo non c'è e partirà direttamente con la squadra, perché giovedì c'è la Coppa con la Lazio. È una doppia beffa, perché è successo anche dopo Juve-Napoli. Dopo Juve-Napoli, Napoli-Palermo. Coppa, bravissimo. Quindi povero Ale, Buongiorno, che però so che è un degustatore di pizza da Pecchia. Sì, veniva spesso quando lui era col Toro, veniva spesso a mangiare da noi, è una persona squisita, abbiamo la sua maglia del Toro autografata, foto con lui, è una persona che merita questa maglia azzurra.
e che magari un giorno meriterà la fascia da capitano, chissà. Che ne sa. Io voglio ringraziare Salvatore Fagioni, però voglio passare anche da Alessia, e prima di... perché attenti a questa faccia, perché domani potrebbe esserci, no, ci sarà una sorpresa giusto in campo. Sì, Quindi la rivedrete in campo, chissà vicino a quale giocatore, però tu con chi vorresti capitare? io con Di Lorenzo, perché io rimango fedele a lui. Che è il tuo amore. Sì, esatto. Adesso lo vedremo qua abbastanza da vicino, non so quanto perché qua la sicurezza è sempre alta. Alessia, pronostico? Domani è un po' difficile, cioè non so, spero 2-0. Dai, siamo fiduciosi. Salutiamo Alessia Fagiani, Salvatore Fagiani e tutte le pizzerie da Vecchia, dove Buongiorno ha degustato la pizza più e più volte. Però nel frattempo c'è sicuramente qualcun altro che vuole intervenire, magari questo bimbo, vieni qua. Ciao, come ti chiami? Francesco, Da dove vieni, Francesco? Da Torino? da Torino e però i parenti napoletani. Infatti vedo che sei tifoso del Napoli e giochi anche nel Cittadin LDE, giusto? Sì, In che ruolo? attaccante, punta. Quindi sei, diciamo, il tuo idolo è Lukaku? Sì, Sì o no? Che non ti vedo molto convinto. no, sì. Domani chi segna nel Napoli? Per me segnano McTominay e Kvaratskhelia. McTominay è qua. Grazie mille Francesco, buona partita anche domani. Dovrebbe essere in arrivo il pullman del Napoli, vediamo un po' com'è la situazione. Vittorio, tu vai, smarcati pure. Attenzione, sono dei bambini qui alle nostre spalle. E vai, inquadriamo pure, metto io qua così inquadriamo la zona. E a brevissimo, appunto, alle mie spalle arriverà il pullman del Napoli. Vedremo tutti i giocatori qui sfilare uno ad uno. Nel frattempo poi ringrazio tutti coloro che ci stanno seguendo su YouTube e ovviamente tutti i tifosi che ci seguono anche dal nostro canale 79 del Digitale Terrestre, che è ovviamente il canale su cui potete seguirci anche da casa. È in arrivo, ripetiamo, il pullman degli azzurri. Salutiamo Luigi Giuliano, Salvatore D'Urso, Mario Castaldo, Alessandro Tuzzi, tutti quanti. Vedo dei pronostici abbastanza positivi. Questo è un pullman di linea, non è il pullman del Napoli. Diego ha un po' di sonno, immagino, giusto? Vabbè, ci sta Diego, povero te. Non hai fatto il sonnellino? Non l'hai fatto? No, Niente sonnellino, forse per l'adrenalina, immagino, e per il freddo forse. Da che ora siete qui Massimo voi? Alle 5:30. E mi dispiace, perché in realtà Dovevamo essere in prima fila. in realtà diciamo non c'è proprio una vera e propria fila, perché la zona è questa. Speriamo che, dato che c'è meno gente, I calciatori. esatto, o almeno Conte si fermi, perché ricordiamo che l'ultima volta appunto si fermò Conte dopo la cena, uscì e fece qualche foto con qualche tifoso azzurro. Il Napoli è atterrato alle 18:16 a Caselle, sono le ore 18:50 e il pullman credo sia in arrivo. Eccolo qua, eccolo, l'arrivo del Napoli a Torino. L'arrivo degli azzurri, arriva anche l'altro pullman, attenzione. E attenzione, vai, zooma sull'arrivo dei giocatori, eccoli qui. Mettiamo un po' più avanti, se vuoi. Eccogli. No, fuori. Sì. Fuori. Siamo solo con la telecamera. Ok, perfetto, fuori. Va pure. Deve chiudere il cancello, fuori gentilmente. Tutti i membri dello staff e tutti i giocatori stanno scendendo dal pullman e ovviamente qualcuno chiede di... Scusi, per favore, grazie. Ecco, i tifosi che chiedono a Conte di far passare i giocatori qui vicino, però nulla di fatto.
Ecco Alessio Zerbin. E mano a mano tutti scendono per dirigersi verso l'ingresso dell'albergo. Tommaso Starace, lo vedete? L'accoglienza fino ad ora non è stata delle più calorose, anche perché diciamo rispetto alle ultime volte si sono diretti ancora più all'interno i due pullman della società. Magari ora ci spostiamo, andiamo vicino alla hall ci spostiamo grazie a Vittorio Bernardo per vedere vicino alla hall se riusciamo a beccare qualcuno. Dai, vieni pure Vittorio. Grandissimo. Come va? Vieni qua, vieni. Vieni qua, vieni. Eccoci qua. Sì, infatti. Vai. Vengo anch'io. Ci spostiamo dal lato opposto. Vieni con noi. Esatto. Vieni pure tu, vieni con noi. Stiamo circumnavigando l'ingresso per mostrarvi anche l'altro lato della hall, che è presidiata dalle forze dell'ordine. Esatto, sì, quella scala a destra. La scala a destra. Questo è l'Air Palace Hotel di Leigny, adesso lo vediamo. Eccoci qua. A destra. No, ma ci mettiamo qua. Eccoci qua. Meglio lì, dite? E questa quindi è adesso c'è anche un albero di Natale all'interno dell'albergo, vediamo. E caro il nostro amico che ci segue da dovunque. Allora, accoglienza un po' fredda, o sbaglio? Sì, un po' freddo e un po' silente, diciamo, anche perché sono arrivato, ci hanno un po' sorpreso, perché di solito, sai, è un po' rumoroso tra scorte eccetera, invece sono arrivati silenti, però comunque noi come sempre siamo qua a supportare la squadra e ad accoglierla quando arrivano, sempre, anche seppur distanti, noi siamo sempre presenti, diciamo. Vero, e quanto credi che possa incidere questa voglia di rivalsa della squadra di Vanoli, del Torino, che è reduce da una serie molto lunga di risultati negativi? Vabbè, ormai diciamo che ogni partita, come dico sempre, è difficile, cioè bisogna correre per portare a casa il risultato, quindi anche se gli altri hanno stimoli, è ovvio che ce l'abbiamo anche noi, tutti hanno il loro motivo per dare il 100%, però sicuramente prevaleranno i valori e la qualità della squadra più forte. Noi ricordiamoci che dobbiamo riscattare un 3-0 umiliante dell'anno scorso, quindi abbiamo un motivo in più per portare il risultato a casa, oltre a tutto quanto il resto. Non c'è Mazzocchi, che magari avrebbe avuto ulteriori motivi di essere molto più reattivo rispetto ai compagni, dato che ti ricorderai il suo esordio shock, però è infortunato. Chi credi possa essere l'uomo partita domani? Ma secondo me l'uomo partita sicuramente, sceglierne uno tra tutti, io direi che se gioca Neres potrebbe far valere veramente la sua presenza, diciamo, perché Usciare. sì, sto superare l'uomo, perché ci sono pochi adesso, sono pochi i giocatori che superano l'uomo, quindi secondo me se gioca può essere l'arma in più.
E invece il ritorno di Buongiorno potrebbe essere un'arma positiva per il Napoli, che potrebbe avere, diciamo, Buongiorno altri stimoli ulteriori oltre a ciò che già di buono sta facendo. Beh, sicuramente Buongiorno domani sarà una partita speciale per lui, cioè, quindi sarà emozionato più di ogni altra partita. Speriamo che quell'emozione però non sia un'arma contro il Napoli, diciamo, che, e quindi però penso che darà sicuramente il 100%. Quindi io mi ricordo l'anno scorso quando... Segnò. Esatto, ma poi mi ricordo, al di là del Napoli ho visto pure alcune partite del Toro, quindi cioè, lo ritengo comunque molto professionale. Poi mi ricordo una volta che gli avevo fatto una domanda, mi raccomando, vieni a Napoli, se devi cambiare. Lui mi è rimasto quel sorriso, non mi ha risposto, però si è messo a ridere, poi fatalità. Profezia. Ma secondo me già c'era sotto qualcosa, lui già sapeva e quindi per quello era Torino-Milan, se non mi sbaglio. Prima di lasciarti, Massimo, domani in che settore sarai? Domani sarò nei distinti, penso ho fatto 25 biglietti. 25, vabbè, cosa di niente. No, ma la particolarità è che l'ho fatto con amici abbonati del Toro, perché quindi li abbiamo fatti praticamente appena usciti e potevi portare 4 amici, siccome abito qua, c'ho tanti amici che tifano Toro e si sono messi disponibili a farci questi biglietti, quindi saremo là nei distinti a tifare, no, quindi ci sarà una presenza massiccia, diciamo. Massimo, ti ringrazio, ci vediamo domani, spero, da qualche parte. Grazie a te, figurati. Grazie. Domani sei nel settore ospite. Sì, ospite. E poi il ritorno di cioè alla fine davanti alla primavera. Esce il pullman. Davanti alla primavera, ok. Ci vediamo domani. Allora. Grazie Massimo. Sempre. Posso disturbare anche te? Come ti chiami? Umberto, allora, innanzitutto faccio lo scostumato, perché mentre parlavo con Massimo ho visto dal tuo telefonino un selfie con Conte, non ho capito. All'aeroporto. Raccontaci subito cosa è successo, quando? Ho portato la bambina a vedere se riusciamo a... Parliamo anche Massimo. Come ti chiami tu? Umberto. Dicevamo? Ho portato la bambina a vedere se riusciamo a fargli salutare i calciatori e si è fermato solo Conte, però lui è sempre disponibile. Sì, all'uscita dall'aeroporto. C'era solo tua figlia come... No, c'erano altri bambini. E si è fermato con tutti? Sì. No, ma lui è sempre disponibile, devo dire. Infatti prima di Juve-Napoli uscì anche qui fuori. Sì, infatti. Umberto, tu sei di Torino, immagino? Sì. Però ovviamente tifoso. Ovviamente il Napoli, anche la bambina. Che ora si sta divertendo a filmarci. Com'è essere tifoso del Napoli a Torino e poi queste vigilie di Juve-Napoli e Torino-Napoli? Come sono vivendo qui? Diciamo che siamo in buona compagnia qua perché ci sono tanti napoletani, è pieno di napoletani qua a Torino, quindi tra amici juventini e torinisti ce n'è tanti, però ci difendiamo bene noi, dai. Benissimo. E domani chi si difenderà meglio, secondo te? Buongiorno o il Napoli o Vanoli? Buongiorno la sente tanto la partita, però secondo me possiamo fare una bella partita domani. Il Toro è rognoso in casa, non bisogna sottovalutarlo, però penso che si può fare bene, dai, siamo fiduciosi. Pronostico te la senti di farlo? Non li faccio mai pronostici. Quindi sei più napoletano di quelli di Napoli. Grazie Umberto, buona partita, domani sarai allo stadio, no? Ma guarda, domani c'è il compleanno suo, non riusciamo. Beh, auguri però, come ti chiami tu? Alessia. Alessia, auguri, quanti anni fai? 10. 10. Non gioca mai alle 3 la domenica, proprio domani. La sfortuna. Il fatto che gioca alle 3. Alessia, sai, state merito tuo. Speriamo che almeno festeggerete doppiamente. Ci vogliamo sul telefono, non può. Esatto, Ci vogliamo sul telefono. Alla fine il Napoli vinca. Grazie. Ciao, grazie a voi. Grazie mille. Ora mi riposiziono, magari mi metto di spalle all'albergo. Vi dico che gli azzurri appunto erano giunti alle 18:15 all'aeroporto di Caselle e sono arrivati qui all'albergo Air Palace alle 18:55 circa più o meno, in quel di Leni, quindi abbastanza lontano da Torino centro, anzi molto lontano dall'hotel, dal campo del Torino, quindi dallo stadio Grande Torino. E questa scelta è un po' anche, diciamo, scaramantica, fra virgolette, perché
di fatto il Napoli nelle ultime uscite è sempre arrivato qui all'albergo Air Palace di Leni, prego. Cioè, intanto c'è un bimbo che arriva qui sotto che cerca la luce. prego. Diego, vai da papà, vai. No, attenzione. Vieni Diego, vieni, faccio da babysitter in live, così che ovviamente il papà non voleva passare avanti la telecamera molto educatamente rispetto a come fanno tante altre persone. Invece Diego è qui a cercare di vedere gli azzurri, che però al momento nessuno è in procinto di uscire, anzi sembra tutt'altro per il momento, anche perché la squadra sta cenando evidentemente, o anzi a brevissimo cenerà, anche se sono le 7, quindi è un po' presto per cenare. La cena è prevista poco prima delle 20 e capiremo se qualcuno uscirà o meno dall'albergo. Prima Juve Napoli uscì Antonio Conte. Noi ovviamente siamo qui per cercare di capire se ci sarà qualche appunto qualche azzurro che uscirà dall'albergo, e ovviamente leggeremo anche qui i vostri commenti. Ci chiedono se Neres può essere un nome buono per domani, per la probabile formazione. Nelle ultime ore è nata questa ipotesi di vedere David Neres titolare contro il Torino. Non ci sentiamo al momento di dare conferme, ma comunque neanche smentite poi chissà quanto secche, perché è ovvio che comunque Neres è un giocatore che Conte vede molto in avanti nelle gerarchie, e quindi potrebbe esserci una scelta, fra virgolette, a sorpresa di schierare il brasiliano titolare al posto di chi. Questo magari è più il quesito, perché è difficile togliere Politano in questa condizione di forma, difficile anche per motivi ovviamente che tutti voi conoscete, togliere Kvara dal campo dal primo minuto, quindi un po' questo è il motivo che per il momento sta tenendo fermo David Neres. Sì, Vittorio Bernardo mi ricorda che prima di Juve Napoli si affacciò qualcuno della squadra dai balconi. Per il momento non si affaccia nessuno, anche perché fa piuttosto freddo, anzi fa parecchio freddo, perché qui questo albergo di fatto è un po' situato non in città, quindi è molto lontano dalla città, e quindi non ci sono grossi centri abitati nei dintorni, e quindi si crea una grossa umidità. E di sicuro però Conte ha deciso quella che è la difesa degli azzurri per domani, che sarà quella solita: Meretti in porta, Di Lorenzo a destra, Rachmani e Buongiorno centrali, a sinistra Mattias Olivera. Il centrocampo, anche quello, è super rodato: Anghissà, Lobotka, McTominay, con appunto questo unico dubbio legato a David Neres, che potrebbe clamorosamente essere schierato da titolare. Lo capiremo ovviamente solo domani intorno alle ore 14, quando noi saremo invece già live dall'esterno dello stadio olimpico di Torino, già dall'una, dalle ore 13, per il nostro ampio prepartita. E poi ci sarà la live reaction con Ciro Novellino e 2 ospiti femminili, giusto Vittorio? E poi invece il post partita sempre all'esterno dello stadio olimpico di Torino, con me e Vittorio Bernardo dall'esterno dell'uscita del pullman della SSC Napoli e dei tifosi appunto che usciranno. È importantissima questa gara, perché ce lo state chiedendo anche sulla nostra chat. Il motivo ovviamente anche e soprattutto legato agli scontri diretti che ci sono nella 14ª giornata, perché oltre a Torino-Napoli ci saranno anche Fiorentina-Inter domenica pomeriggio, e poi invece lunedì sera Roma-Atalanta. Quindi l'Atalanta e l'Inter potrebbero ovviamente e seriamente cercare di potrebbero perdere dei punti, ovviamente, cosa che Conte si augura, come tutti si augurano ovviamente che il Napoli torni a vincere qui a Torino, come accadde 2 stagioni fa, il 19 marzo 2023,
Intanto fai un po' uno zoom sui tifosi che vogliono essere inquadrati, Vittorio. E eccoli qua, tutti quanti molto molto infreddoliti, devo dire, perché fa, ripeto, parecchio freddo qui in quel di Leini. Si sta parlando, tra l'altro c'è un conciliabolo in atto con le forze dell'ordine, che credo appunto per cercare di chiedere a qualcuno della squadra di far uscire un tifoso, far uscire un qualche giocatore o Conte, ma noi ovviamente restiamo qui per un altro po'. Ripeto, fa davvero molto molto freddo qui all'esterno dell'hotel Air Palace di Leini, dove c'è in questo momento il Napoli, che è arrivato da pochissimo. Potete vedere il video poi dell'arrivo sul nostro canale YouTube a brevissimo. Grazie sia a Emanuele Bernardo in regia che a Lorenzo Sorianiello al coordinamento. Però io voglio leggere anche qualche commento. Ciao Mario Castaldo, ciao Michi Arco. Antonio Ianna ci chiede: che zona di Torino siamo? A Leini, quindi molto fuori Torino, nei pressi dell'aeroporto di Caselle, dove appunto il Napoli arriva sempre qui in ritiro. Magari zoomiamo ancora ogni tanto sui tifosi, che sono abbastanza infreddoliti e anche molto molto ecco, vedi, c'è un tifoso con la bandiera. Magari possiamo anche provare ad avvicinarci. Che dici, Vitto? Così facciamo questi ultimi 20 minuti. Ecco, appunto, adesso veniamo. Così vedi, c'è un bel po' di entusiasmo nonostante questo freddo gelido e questa accoglienza che è stata, fra virgolette, fredda a causa appunto della lontananza dell'ingresso. Adesso magari proviamo a fare di nuovo il giro, così ci avviciniamo là e poi diamo un po' spazio ai tifosi e poi aspettiamo un altro po' e poi dopo appunto vi lasceremo agli appuntamenti di domani. Andiamo, Vittorio, così ci avviamo e andiamo a vedere un po' da vicino. Ti seguo, Vittorio. Andiamo a vedere da vicino quelli che sono le parole, andiamo a sentire anzi le parole dei tifosi. Purtroppo da qui è chiuso, altrimenti potremmo tagliare la strada, ma in pochissimi secondi ora arriveremo dove erano quel coacervo di tifosi azzurri. Andiamo a sentirli a uno in questi ultimi 20-25 minuti di diretta qui all'esterno dell'Air Palace Hotel di Leini. Avete avuto modo di vedere, tra l'altro, ecco, c'è il pullman del Napoli. Facciamo giusto vedere un attimo, che si è girato perché ha fatto scusami Vitto, ha fatto la manovra. Adesso vi facciamo vedere quella proprio, anche facciamo la rampa qui. Andiamo di qua. Queste sono le stanze della sala ristorante dove a brevissimo gli azzurri ceneranno. Andiamo a sentire qualche tifoso. Vedi, qui c'è proprio c'è la tavola, guarda, se zoomi si vede qui, ci sono i bicchieri con la tavola dove gli azzurri ceneranno. Ovviamente questo è giusto questo pizzico di zona ristorante che si vede. Ma ora andiamo da coloro che ci stavano aspettando da un po'. Allora, come vi chiamate? Alfredo. I tuoi piccoli? Kevin, Nicolò. E la mamma, immagino? Katia. Allora, Alfredo ovviamente stava aspettando i giocatori, noi siamo di contorno. Vi dico che prima di Juve Napoli Conte poi uscì a un certo punto, vedremo se, anche perché prima di Juve Napoli il Napoli arrivò e doveva subito mangiare, invece adesso no, quindi magari prima di cena speriamo che Speriamo. anche perché siete un bel po' adesso ad aspettare. E però ti chiedo, domani che sensazioni hai? Sta andando bene, speriamo che sia una bella partita.
che sia un risultato positivo. Tu sei di Torino, no? Giusto? Io Torino ma nato a Napoli. Sì. Però dico, da torinese adottato, quello che sei, com'è vivere l'avvicinamento alle gare del Napoli qui in città? Cosa si prova? Ma, siamo un po' tartassati, però bene dai, andiamo con degli amici di Torino, quindi ci divertiamo, sarà una bella festa. Il ritorno di Buongiorno quanto inciderà? Ma speriamo che non sente l'ansia dell'ex, che faccia una buona partita, fa gol. Speriamo. L'anno scorso, come al gennaio, però era la maglia invertita. Esatto. Adesso veniamo anche da te, prima di lasciarti ti chiedo, poi vado anche dai piccoli, questa situazione Cairo, che tutti vogliono che lui venda il Torino, i tifosi di Granata furiosi. Sì, loro sperano di cambiare per avere migliori risultati e quindi vedremo come andrà a finire. Quanto finisce domani? 3-0 Napoli. 3-0, è molto fiducioso. Per te quanto finisce invece? Non lo sa. Sì, si è offeso alla mia domanda, ma meglio così anche perché avrà freddo anche lui. Vado anche grazie intanto, vado dal signore che aveva detto prima giustamente magari Buongiorno segnerà con la maglia giusta. Fosse la volta buona, sì. Un bel gol dell'ex, 2-0. Anche tu di Torino, a quanto sento. Sì. Torino, diciamo che c'è sempre un po' di sfottorsi i tifosi del Napoli, però nessun problema. Sì, abbastanza. L'anno scorso, nonostante la sconfitta, noi proprio la nostra troupe fu un po' aggredita da qualche tifoso Granata, però vabbè, la cosa è finita lì. Però ti chiedo, questo Napoli secondo te può chiudere sul serio il girone d'andata al primo posto? Manca ancora 6-7 partite. Non lo so perché sono veramente in tanti a un punto, però fin quando noi sbagliamo gli altri stanno sempre dietro, quindi sono fiducioso, sì. Il pronostico triplo ti chiedo, oltre Torino-Napoli 0-2, Fiorentina-Inter e Roma-Atalanta possono fermarsi le due nerazzurre inseguitrici dirette ormai? Ma l'Inter a Firenze può pareggiare tranquillamente, l'Atalanta in questo momento è troppo forte. È ingiocabile, però che diamine, la Roma deve perdere sempre. È l'unica squadra che ho visto di quest'anno che non c'è stata proprio partita contro di noi, cioè sono troppo forti. Sembrano il Napoli di 2 anni fa. Sì. Ora come ora sono troppo forti per me. Vedremo, però pensiamo a Torino-Napoli che è alle 15 tra l'altro, quindi poi avremo tutto il modo di... Forza Napoli sempre. In che settore sarete domani? No, io domani no, non sono riuscito a fare il biglietto. Però sei qui in maniera contro le intemperie. Sì, non l'ho fatto perché non si poteva fare nel settore ospiti e quindi preferisco guardarmi davanti alla televisione piuttosto. Tra l'altro c'è stato il divieto per chi sarà in curva primavera di indossare sciarpe e maglie del Napoli. Cosa ne pensate? È la prima volta ed è una schifezza. Che ricordiamo, la curva primavera è quella a fianco al settore ospiti, giusto? Sì, il settore che di fatto diventa un tutt'uno col settore ospiti. Spesso più di metà è azzurra tutti gli anni, però ci sono problemi. Non dovrebbe essere così per questo divieto. Però chissà se è poi al momento Io conosco parecchia gente che domani sarà al settore primavera. Che andrà in curante. Sicuramente andranno con la maglia e la sciarpa addosso, sicuramente. Si vede, staremo a vedere, speriamo che sia tutto. Speriamo che vada tutto bene, sicuro. Grazie mille, come ti chiami? Bruno, scusa, grazie. Posso chiedere qualcosa anche a te? Tu come ti chiami? Angelo. Angelo, allora, chi può essere l'uomo partita di domani? McTominay. Che proprio qui a Torino contro la Juve si è un po' riscoperto quasi attaccante, no? Ti ricorderai che fu spostato un po' più avanti, quindi anche domani può segnare secondo te? Cioè domani può segnare? Fa una bella doppietta. Addirittura andatevela a giocare, quindi 0-2 con doppietti, 0-2 che aveva detto Bruno, più 2 gol di McTominay. L'ultima, Buongiorno, può essere secondo te per il futuro il capitano del Napoli? Diciamo era il capitano ufficioso del Torino perché era Rodriguez quando c'era lui, però di fatto era Buongiorno il capitano. Lo sarà secondo te un giorno? Che sensazione hai? Oppure sarà ceduto prima stile Koulibaly, no, stile altri grandi giocatori che sono stati a Napoli? Secondo me sarà ceduto prima. È troppo forte, dici tu? Troppo forte, tipo Real Madrid andrà in qualche squadra grande. Per lui me lo auguro per lui, però che ovviamente non si può rifiutare Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City, PSG. Oddio, il PSG quest'anno proprio. Però diciamo hai ragione,
Ti concordo, però quest'anno sarà lui indiscusso leader della difesa. Sì, sicuro. Meglio lui o Kim? Kim del 2023. Kim. Comunque Kim per ora. Poi vediamo a maggio. Per Allora. ora Kim. Vediamo. Grazie a voi due. Posso venire anche da voi. Come ti chiami? Teo, Teo. E sei di Torino anche tu? Sì, che sì. cittadina per la precisione? settimo torinese. Quindi un po' più avanti di lei. Qui vicino, qui Sei nato a vicino. Nola. Ah, Però sono di origine napoletana. Non è mio nipote. Tuo nipote subito che ti Ma bacca. lui... E tu sei il figlio di. No, il papà. Ah no, il figlio suo. No, il fratello. Ah, fratello, mamma mia. E quindi siete fratelli e tu sei il nipote. E nato a Nola, dicevi. Speriamo che domani segna Lukaku e che rimaniamo sempre in testa. Quindi quello è l'obiettivo principale. Diciamo che se il Napoli vince, di Siamo sicuro tutti contenti. Di sicuro la domenica, anzi il turno si chiude al primo posto senza se e senza ma, perché per fortuna l'aritmetica è ancora Dalla nostra dalla parte. nostra parte. E questa è la cosa più importante. Finché Archimede con la sua matematica ci aiuterà. Noi dobbiamo sempre stare lì e puntare al massimo. E poi per carità, se la Champion è fondamentale. Sì, quindi almeno il Quindi quarto almeno posto. il quarto posto, quindi stare nei primi posti anche perché le altre squadre sono forti. L'Atalanta è una bella squadra, quindi se il Napoli già sta lì è già una soddisfazione comunque. Dopo poi il disastro della stagione scorsa. No, ma Conte sta facendo un buon lavoro, quindi speriamo che continui così. Tra l'altro è tornato qui a Torino di recente, durante la sosta. Lui bazzica sempre le zone di casa sua che sono vicino appunto vicino Portanuova più o meno. E lui vive secondo te ancora di più le partite a Torino? Ormai è torinese, tra virgolette. No, però secondo me lui vorrà fare molto bene col Napoli perché ci tiene proprio, cioè lo si vede che vuole lasciare il segno proprio e darci anche un buon ricordo. Sì. Quindi sì, sicuramente stando qua lui è più carico. È chiaro perché È casa sua allora. è casa sua, quindi bisogna vincere per forza allora. E in teoria aveva 3 anni per farlo. Detto questo io ti ringrazio. Domani sarai allo stadio? No, domani non posso, ma Ci segui sì a noi. sicuramente, e mi poi la partita alla fine. seguirò sicuramente tutto. Vado da tuo nipote, ti sta bacchettando da appena Sì, da perché quando. lui vuole fare l'intervista, ci tiene. Arrivo. Come ti chiami tu? Francesco, se l'ho fatto prima. E, quanti anni hai? 10. 10 come un numero tanto caro ai napoletani, ovviamente, che però ti durerà per poco, cioè un altro po', poi sarà 11, come il numero di Lukaku, che secondo te domani continuerà la striscia positiva segnando o si fermerà di nuovo, giocherà contro Masina, Coco e Valukiewicz, che non è che sono proprio 3 Cannavaro, diciamo, però comunque che ne pensi? Per me Lukaku non farà gol, però farà gli assist. Che comunque buttali via assolutamente. Per chi li farà secondo te? Kvara, Politano, McTominay? Politano a sorpresa e McTominay. E si inserisce magari, che ce l'ho anche al Fantacalcio, tu ce l'hai al Fantacalcio? Sì, anche io. Siamo tutti pro Scott, gli azzurri a breve mangeranno proprio qui alle nostre spalle, speriamo che qualcuno uscirà prima per salutare anche Francesco, a cui però chiedo chi è il giocatore che più ti ha colpito fino ad ora nella stagione del Napoli? Allora, fino ad ora quello che mi ha colpito di più, che non mi aspettavo, è Buongiorno, perché non mi aspettavo proprio così tanto. Così un buon giorno, diciamo. Domani sarà un buon giorno per il Napoli, sì. Sì, speriamo. Speriamo, ci sarà sole, per fortuna non farà freddo come adesso, perché alle 3 c'è il sole. Grazie Francesco, vado da tuo padre, giusto che è il fratello del signore di prima. Siamo in famiglia qua, tutti in famiglia. E tu, anche tu vivi a Torino? Sì. E anche tu nativo di Nola? No, San Gennaro Vesuviano, vabbè, quindi sempre zona nel Vesuviano. zona Vesuviana. E domani non c'è il Vesuvio a Torino, però ci sarà. Ma siamo noi tifosi vulcanici. Il calore sarà. Poi il Vesuvio c'è sempre. Sarà tutto in via Filadelfia, dove c'è appunto lo stadio Olimpico Grande Torino. Tu riuscirai ad andare? No, neanche tu. No, siamo impegnati in famiglia, compleanno della bimba. Ah, pure voi, pure l'altro lato. Cioè. Proprio il 1° dicembre la Lega poteva cambiare, no, il 1° dicembre. Alle 3, un gioca male alle 3. Inizia la festa alle 3. Vabbè. Ma va bene così. L'importante è che vinciamo. Esatto, si festeggerà il doppio, si spera. E invece ti chiedo a te, anche come ho chiesto un po' prima agli altri,
come vivere da napoletano al nord, da tifoso del Napoli, e diciamo le soddisfazioni sono arrivate nel corso degli anni, Negli però ultimi anni soprattutto. Sì. tipo dopo il 3-0 di gennaio penso che sia stato molto duro. Sì, c'è voglia di riscatto, diciamo, quindi questo Conte lo sa benissimo. E quindi io penso che poi lui di Torino abbia la giusta carica e la sa dare anche a tutti. Domani quanto finisce? Secco? Ma io penso che vinceremo di cortomuso. Alla Allegri Sì, maniera. beh, più o meno mi sembra che sta andando così. Ma comunque non ci Bastano lamentiamo. 3 punti. Ma assolutamente sì. Secondo me segna Alex. Quindi, buongiorno, di testa. Di testa, di testa. Magari sì, da calcio d'angolo. Calcio d'angolo. E poi la si chiude lì 1-0. 1-0 e boh. Magari con meno sofferenza rispetto alla Roma. Si spera, però non sarà una grande. Non credo ci sia un grande spettacolo. 2 anni fa 0-4, l'anno scorso 3-0 per il Torino, quindi Era un Napoli che giocava anche molto meglio, diciamo, quindi poi adesso puntiamo a vincere 3 punti. era un Napoli da sogno, però come l'Atalanta di adesso. Vado, grazie mille a te, da San Gennaro Vesuviano, vado agli altri nostri 2 amici, posso disturbarvi? Come vi chiamate? Siamo qua per caso. Per puro caso, però tifosi del Napoli. No, siamo venuti apposta, Come vi chiamate? Io mi chiamo Leo. Antonio. Leo Antonio, e siete tifosi azzurri, suppongo? Sì, noi 2 siamo iscritti al Napoli Club Pinerolo, quindi dobbiamo lasciare un saluto ai colleghi del Napoli Club Pinerolo. Approfitto credo che fosse anche vostro amico Carmine Donnarumma, che ci ha lasciato settimana scorsa, che anche lui era un tifoso del Napoli di Rivarolo Canavese. Sì. Ok, però comunque mi univo a questo, ho sentito Pinerolo, quindi mi unisco al lutto per Carmine Donnarumma, che era un grande tifoso del Napoli e che a 65 anni ci ha lasciato per un brutto male, e veramente un abbraccio alla famiglia. Però Leo, domani è tempo di riscatto a Torino dopo il 3-0 di cui stavamo parlando poc'anzi. Non c'è altro risultato oltre la vittoria secondo te contro un Torino che onestamente tutto quello che vuole Conte non bisogna sottovalutare, però con tutto il bene di Manoli la differenza è abissale fra le 2 squadre. Vabbè. Però il pallone è rotondo, lo so. Sì. No, vabbè, se tu fai la domanda e ti dai già la risposta. No. Che ti devo dire? Noi siamo tifosi, la speranza nostra è quella di vedere il Napoli sempre vincere, su tutti i campi del mondo, quindi non è che abbiamo un obiettivo diverso. Quindi 3 punti. E noi domani siamo allo stadio, come seguiamo il Napoli a Torino, in tutta Italia, ovunque, e la nostra speranza è quella sempre di vincere. Io credo che però al di là di tutto quest'anno c'è la prestazione che è sempre tirata al massimo, con un'abnegazione da parte della squadra, che anche con l'Atalanta comunque hanno dimostrato di essere un gruppo unito, e quindi la speranza è quella di portare a termine il campionato con un risultato diverso da quello dell'anno scorso, e possibilmente con quella cosa che si attacca qua, che però non si può pronunciare. È presto. Ma pure se fosse adesso aprile, comunque sarebbe presto, dici tu. Siamo scaramanti. No, noi siamo scaramanti, se non ne parliamo proprio. Si vedrà quando sarà e se sarà. E comunque io devo salutare un'altra persona, se me lo concedi, Fiorillo Edoardo, che non è potuto venire a Torino, se no veniva, e lui è tifosissimo in Curva A, è uno dei, e quindi mi tocca salutarlo, collega e grandissimo amico. Ciao Edoardo Fiorillo. Ciao Edoardo. Un saluto a te, poi verrai al prossimo Torino-Napoli, al prossimo Juve-Napoli, Edoardo. No, scendo io a Napoli, vado a trovare. Scendiamo noi a Napoli, andiamo a vedere il Napoli a Napoli. Fate prima. Facciamo prima. Se ne parla la prossima stagione, o forse addirittura, non mi ricordo, gli intrecci in Coppa Italia con l'Inter, il Napoli, qualora dovesse andare avanti, sfiderà l'Inter. Vabbè, ma andiamo anche a Milano, non c'è problema. È molto vicino. Andiamo dappertutto. Infatti, sarebbe molto a metà strada. Un sogno nel cuore, lo seguiamo fino alla fine. A proposito, prima di lasciarvi andare da Alessandro, giusto?
dice perché appartiene a quell'altra squadra di Torino che non si può nominare, nominabile. Hai detto dello stemma che si attacca qui, però quell'altro stemma a cerchio, sempre tricolore, che si gioca giovedì tra l'altro. Sì, Secondo te dura. è una strada percorribile? È dura perché la Lazio è una squadra forte. Assolutamente sì. Fortissima. Secondo me di quelle che sono lì in mezzo è quella più sottovalutata, ma è la più forte. Cioè è molto forte, davanti è fortissima. Però voglio dire, mai dire mai. Poi facciamo una piccola accoppiata, va bene, no? Ah, sì. Un double, che tanto double. Conte è avvezzo a queste cose, alla Juve lo faceva e come? Però deve allenarsi un po' in ceppo, perché l'anno prossimo, vabbè, comunque per adesso accontentiamo, raggiungiamo quello che possiamo raggiungere, poi vediamo quello che ci riserva il futuro. No? Vado dall'omonimo del mister Antonio, che è anche lui del club Napoli Pinerola. Certo. Credi che l'effetto anche legato alla contestazione dei tifosi del Torino, Cairo Vendi, eccetera, eccetera, possa condizionare pro Napoli la situazione domani? Pro Napoli non lo so, il Toro sicuramente darà filo da torcere a Napoli, ma secondo me il Napoli ha un solo risultato, la vittoria. Antonio è più, come me diciamo, più diretto, cioè questi punti bisogna portarli a casa, sono 3 punti fondamentali. Quanti amici torinisti hai? Ma noi qua siamo diversi napoletani, e c'è tanta gente tifosi del Torino, soprattutto a Torino c'è tantissimi juventini. Il vero tifoso del Toro sta sparendo, è il vecchio piemontese, e quindi mano a mano sta proprio sparendo. Quindi lunedì ti auguri comunque di andare al lavoro o con i tuoi colleghi, che non so se hai o meno. Io ho un socio juventino, quindi sto in mezzo alla strada, sto delle volte. Tra l'altro la Juve, se non erro, gioca Lecce Juventus. Ma a noi non ci interessa se gioca la Juve. Distanti, in effetti. Infatti, loro sono abbastanza indietro, per il momento ci guardano alle spalle. E questo per noi è una grande soddisfazione vivendo qua al nord. Nel frattempo invece Milan-Empoli 2-0, gol di Morata e Reinders, siamo al 68esimo. Antonio e Leo, grazie. Prego, grazie a voi. Ci vediamo domani all'Olimpico Grande Torino. Tu sei? Sì, dove stai? Nel pre saremo fuori al settore ospiti, quindi penso che non ci vedremo, però nel post... Noi siamo con i ragazzi del Napoli Club Pinerolo, quando ci vedi abbiamo lo striscione. Non nel settore ospiti. No, noi, settore ospiti è solo per i campani. Sì, però il settore ospiti praticamente ha 10 distinti dove entriamo tutti quanti. Quindi poi, comunque potremmo beccarci. Potremmo trovarci lì sicuramente. Perfetto. E poi nel post partita ci metteremo invece all'esterno della... nel post partita eventualmente se il risultato non dovesse essere quello sperato non ci vedi proprio. Però sicuramente ci vedremo. Mettiamola così. Buona serata. Buon sabato. Buona serata a te. Grazie. Ciao. Nel frattempo saluto anche Emilio Imparato che ci sta seguendo da casa. Io direi di tornare dall'altro lato e così poi raggiungiamo Salvatore Faggiani dall'altro lato, e poi dato che ci sono dei problemi qui legati al posto, alla posizione, mostriamo di nuovo il pullman del Napoli. Diamo un po' la buonanotte, no? Diamo un po' la buonanotte al pullman degli azzurri, che domani alle ore 13 partirà da qui, dall'hotel Air Palace di Leni, per raggiungere poi lo stadio olimpico Grande Torino. Eccoli qui. Invece in queste finestre adesso a brevissimo il Napoli cenerà e resterà qui in ritiro questa sera, ripetiamo, fino alle ore 13 di domani, domenica 1 dicembre. Alle ore 13 lascerà lo stadio e poi lascerà l'albergo e poi raggiungerà l'impianto sportivo del Torino. Intanto sto mettendo anche in contatto con la regia, perché a breve staccheremo la nostra diretta. Vai, gira. Vieni su di me, vieni, eccomi. E detto questo,
ringrazio quindi Vittorio Bernardo e Emanuele Bernardo. Dall'Air Palace di Torino è tutto, ci vediamo domani dalle ore 13 in TV e su YouTube sul canale 79 per il pre-partita di Torino-Napoli, ma già dalla mezza, più o meno mezzogiorno e 20, saremo in diretta su TikTok per anticipare il pre-partita. Da Marco Lombardi e da Vittorio Bernardo è tutto in una gelida Torino, ci vediamo domani da mezzogiorno in poi dallo Stadio Olimpico Grande Torino. Buona serata.